Novità importanti per la scuola alberghiera di Lavagna: partono 2 nuovi corsi e si consolida l'Accademia del Turismo, nella quale entrano Confindustria e gli albergatori del Tigullio. Sarà l'associazione di imprese guidata dalla Traversone di Carasco e di cui fanno parte Costa, Bonfiglio e Seib a ricostruire la provinciale 227 di Portofino. Lunedì l'avvio del cantiere. Partiti alla volta di Panama i giovani pellegrini liguri che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù 2019. Dopo 11 ore di volo, il trasferimento in autobus nella diocesi di Citré. Inizia oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sul tema "Cercate di essere veramente giusti". In diocesi, celebrazione ecumenica il prossimo 25 gennaio. Un dialogo aperto sul tema delle leggi razziali e delle deportazioni si terrà lunedì a Chiavari in occasione del Giorno della Memoria, protagonista il giornalista Gad Lerner. Si è arricchito di nuovi scorci e personaggi. Il presepe allestito a Lavagna nella sede della Croce Rossa, 46 le figure in movimento nei 30 metri quadrati della rappresentazione. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque è un 2019 che inizia con molte novità, quello della scuola alberghiera di Lavagna. Sono infatti aperte le iscrizioni per 2 nuovi corsi e si consolida l'attività dell'Accademia del Turismo con l'ingresso di Confindustria Tigullio e dell'Unione Albergatori del Levante. La realtà gestita dal Villaggio del Ragazzo punta sempre di più sul binomio formazione e occupazione. Vediamo. Mi fa piacere essere in questa realtà per far capire ai giovani, soprattutto ai giovani disoccupati, ma anche a coloro che si vogliono perfezionare, che esiste questa possibilità, che sono corsi importanti nel settore turistico con un esito occupazionale che già parte benissimo perché oltre il 60%, ma che alla fine sarà ancora e avrà esiti ancora superiori. 2 nuovi progetti per la scuola. Sì, è importante. Oggi lanciamo 2 progetti che sono stati promossi da Regione Liguria e finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo. Sono Sistema Turismo e Working Tourism. Offriranno ai ragazzi del territorio delle opportunità di formazione nell'ambito turistico molto importanti perché sono state realizzate proprio in stretta sinergia col mondo delle imprese, che questo ci permetterà quindi anche di garantire, rispetto anche a quelle che erano le richieste del bando, gli esiti occupazionali. E parte anche l'Accademia del Turismo. Sì, oggi abbiamo voluto mettere insieme 2 aspetti importanti che sono strettamente collegati, perché finalmente siamo giunti, diciamo, al termine della realizzazione dell'Accademia del Turismo, ma in realtà oggi sarà proprio il punto di partenza, perché con l'avvio dell'Accademia, che oggi vedrà appunto nell'asset societario Villaggio del Ragazzo, ma la cosa importante è che sono entrati a far parte anche UGAL e Confindustria. Abbiamo voluto partecipare direttamente prendendo una quota della scuola alberghiera perché come Confindustria Genova e come Confindustria Tigullio crediamo fortemente nella preparazione dei ragazzi attraverso una scuola secondaria importante. La scuola alberghiera di Lavagna è da 40 anni sul territorio, forma i nostri ragazzi, forma delle eccellenze e molti nostri associati credono che si possa fare in modo che veramente qui si sfornino delle eccellenze da poi impiegare sul nostro territorio. Oggi per alcune figure è necessario prelevarle da fuori regione, noi crediamo veramente che la scuola sia una risorsa e quindi abbiamo voluto essere presenti. Aspettiamo i corsi, la partenza. Allora, i corsi stanno per essere attivati, le persone interessate possono già iscriversi presso le sedi degli enti partner, le iscrizioni sono aperte fino al 7 di febbraio e i corsi nei entrambi i progetti sono i corsi barman, cuoco, cameriere e chef. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Lavagna in via Madonna della Neve. Un incendio divampato attorno alle 5 ha distrutto una capanna ed il terreno circostante. In un primo tempo si temeva che le fiamme potessero coinvolgere anche una casa vicina. Grazie al pronto intervento dei pompieri il rogo è stato circoscritto e non ha determinato altri danni, oltre alla completa distruzione della piccola struttura in legno. Ancora da accertare le cause. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiavari hanno operato sul posto per oltre 3 ore.
Sarà l'Associazione Temporanea di Imprese, guidata dalla società Traversone di Carasco, di cui fanno parte anche la ditta Costa, Bonfiglio e Seib, a ricostruire la strada provinciale 227 di Portofino, distrutta dalla mareggiata di fine ottobre. Ieri l'apertura delle buste, questa mattina l'annuncio ufficiale. Un appalto da 1,5 milioni di euro. Il cantiere sarà consegnato lunedì mattina e potranno iniziare i lavori. Aziende tutte del Levante Ligure, quindi anche una risposta per l'occupazione del nostro territorio. Tante le aziende che hanno partecipato all'appalto, quindi c'è interesse nel realizzare quest'opera che comunque è attesa dal territorio. Ma le aziende che hanno manifestato interesse sono state 13, quindi sicuramente un intervento che per la portata e anche per il ritorno dal punto di vista di immagine, parliamo di una strada che ha una valenza importante, e questo la prova, diciamo, è tutto l'interesse e l'attenzione che anche i mezzi di informazione hanno avuto. Ecco. Poi il nostro obiettivo è quello di dare risposta agli abitanti di Portofino che oggi sono isolati e comunque a tutto un comprensorio che poi su Portofino fa sì che ci sia affluenza di persone, turisti e quindi gente che ha del lavoro e che porta a casa poi uno stipendio. Quando verrà consegnato il cantiere a Lati, quando potranno partire i lavori? La consegna del lavoro è prevista per lunedì prossimo, quindi tempi stretti, perché i tempi per realizzare l'opera che abbiamo indicato sono il 21 di aprile e quindi bisogna adesso andare avanti e non perdere altri giorni, tenendo presente che in queste settimane, in questi mesi comunque si è andati a intervenire. Pochi giorni fa abbiamo terminato l'intervento dalla parte, diciamo, del versante di Portofino, dove c'era un danno importante, è stato riconsegnato, ripavimentato e riempito appunto il buco che il mare aveva creato. Sono in viaggio verso Panama i giovani pellegrini della diocesi di Chiavari e di Genova che parteciperanno nei prossimi giorni agli eventi della Giornata Mondiale della Gioventù. Partiti questa mattina da Milano Malpensa alle 6:30 e dopo aver fatto scalo ad Amsterdam, i pellegrini arriveranno questa sera alle 23, le 4 del pomeriggio nel paese del Centro America, dopo 11 ore di volo. 9.600 km di distanza, quelli che separano Panama dall'Italia. Ad aspettarli un pullman che in 3 ore li porterà nella diocesi di Chitré, dove saranno ospiti della comunità locale. Inizierà quindi il percorso di avvicinamento all'incontro con Papa Francesco in programma dal 24 al 27 di gennaio. E oggi, con la celebrazione alle 17:30 dei Vespri nella Basilica di San Paolo, fuori le mura, presieduta da Papa Francesco, inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, incentrata sul tema «Cercate di essere veramente giusti». Nel nostro territorio la celebrazione ecumenica sarà venerdì sera alle 21 nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. La giornata per il dialogo cristiano-ebraico apre le porte agli appuntamenti inseriti nel calendario della settimana ecumenica per l'unità dei cristiani. Sabato sera alle 21, nei locali della parrocchia di Maria Madre della Chiesa Lavagna, la lettura artistica del libro di Esther a cura di Miriam Camerini, per riflettere sul dialogo fra cristiani ed ebrei. Per quanto riguarda la settimana ecumenica, la celebrazione sul nostro territorio sarà venerdì 25 gennaio. Sì, è interessante appunto che la giornata del dialogo cristiano-ebraico apre alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, a ricordarci come appunto il dialogo con gli ebrei è un po' alla radice, no, di ogni altro dialogo, e quindi come ogni anno, questa ormai è una tradizione che va avanti da tanto tempo, anche in diocesi proponiamo una serata di preghiera comune, condivisa tra evangelici, ortodossi e cattolici. Sarà venerdì 25 gennaio, sempre alle 21, questa volta a Chiavari, nella chiesa di San Giovanni Battista.
Nell'ambito della settimana ecumenica si chiude a Rapallo il 5° seminario dedicato all'ecumenismo organizzato dall'Accademia Culturale di Rapallo, con una tavola rotonda dedicata al rapporto fra cristianesimo ed Europa. Verrà affrontato come il cristianesimo ha influenzato l'Europa e dove e come influencerà l'Europa. Se l'Europa è veramente cristiana o non è cristiana. E poi in realtà l'Europa, quando noi parliamo dell'Europa ormai unita, no? Siamo tutti europei, popoli, eccetera. Si tenta di fare l'Europa unita, si tenta di fare anche la Chiesa unita. Allora si tenta di dire che l'Europa è cristiana, non è più ortodossa, cattolica o protestante, ma tutti i cristiani ormai ci siamo riunificati nello stesso Cristo e abbiamo la stessa fede. Allora questi temi verranno affrontati. Che dialogo vogliamo, dove ci porta questo dialogo e quale sarà il suo effetto. L'effetto, tutti auspichiamo che tutti i cristiani siano uno, come il Padre è uno nel Figlio e il Figlio è uno nel Padre e nello Spirito Santo, così anche noi siamo uni nella verità. Cosa furono le leggi razziali? Per spiegarlo, soprattutto ai giovani, lunedì pomeriggio alle 17 a Chiavari si terrà il convegno Il Tigullio non dimentica, un dialogo aperto con il giornalista e scrittore Gad Lerner e con il responsabile della redazione del Levante del secolo XIX, Roberto Pettinaroli. È solo la prima in ordine di tempo delle iniziative organizzate a Chiavari per il Giorno della Memoria. La memoria è un dovere. Con queste parole Roberto Casman, presidente dell'Ampi di Chiavari, sintetizza le motivazioni che stanno alla base degli eventi promossi in occasione della Giornata della Memoria, con particolare riferimento al convegno di lunedì pomeriggio all'Auditorium San Francesco, che alle 17 vedrà protagonisti il giornalista Gad Lerner e il responsabile dell'edizione del Levante del secolo XIX, Roberto Pettinaroli, in un dialogo aperto sulle leggi razziali del 1938 e le deportazioni del 1944. La giornata avrà un preludio a Calvari, dove sorgeva il campo di raccolta degli ebrei che da qui furono portati poi a Milano e ad Auschwitz. Giovani, vecchi, bambini di tenera età partivano per Milano e da Milano poi si è saputo che in quello stesso treno dove erano raccolti i prigionieri liguri, del Levante ligure, era stata imbarcata anche Liliana Segre e noi abbiamo poi fatto una brochure che racconta in sintesi le realtà della legge razziale e sull'ultima pagina c'è una intervista a Liliana Segre. Sempre in occasione della Giornata della Memoria, domenica 27 gennaio alle 11 all'Auditorium San Francesco, la Filarmonica Città di Chiavari proporrà il concerto Notte Trasfigurata con Andrea Bacchetti al pianoforte e la superba Chamber Orchestra. Il 29 gennaio alle 17, sempre all'Auditorium, Pino Petruzzelli interpreterà il suo testo L'ultima notte di Bonhoeffer, dedicato al pastore luterano che terminò la sua esistenza nel lager di Flossenburg. L'insegnamento sarebbe solo quello di poter vivere in pace, in armonia, in accordo e questo purtroppo non c'è. Io proprio l'altro giorno ho messo un manifesto fuori del palazzo dove abito, me l'hanno strappato e questo non lo rimetto, ma mi dà noia perché non ha senso queste cose, queste reazioni anonime soprattutto. Io cerco di fare delle cose di mia iniziativa che mi danno molto da fare, però lo si fa nell'intenzione di promuovere, di serenità tra la gente e questo non esiste in politica, figuriamoci tra la gente. A Sestri Levante, in occasione della Giornata della Memoria, martedì 22 gennaio, i ragazzi delle scuole medie e dell'Istituto Natta De Ambrosis parteciperanno alla proiezione del docufilm dedicato alle leggi razziali 1938 diversi. Venerdì 25 gennaio alle 10:35, sempre al Natta De Ambrosis, si terrà un incontro durante il quale gli studenti esprimeranno alcune riflessioni in merito alle leggi razziali, al termine la premiazione degli elaborati più significativi. Dal 26 gennaio al 10 febbraio sarà possibile visitare la mostra fotografica di Romano Ferradini, La rotaia che portava ad Auschwitz, nel Palazzo Comunale. L'inaugurazione sabato 26 gennaio alle 17.
Si arricchisce di nuovi personaggi e di scorci caratteristici. Il presepe è allestito nella sede della Croce Rossa di Cogorno, curato da Emilio Del Chierico, conta centinaia di statuine, 46 delle quali in movimento. Qua abbiamo la Croce Rossa con tanto di ambulatorio e siccome attualmente in Croce Rossa abbiamo anche il presepe, abbiamo riprodotto un piccolissimo presepe in miniatura davanti all'ambulatorio. È un presepe ancora più grande rispetto agli anni scorsi, quello che si può ammirare all'interno della sede della Croce Rossa di Lavagna. Nei quasi 30 metri quadrati dell'allestimento è stato ricreato il tipico paesaggio con tanto di colline verdi, casette tradizionali e personaggi intenti nel portare avanti le faccende di tutti i giorni. La novità di quest'anno è la sede stessa della Croce Rossa con tanto di ambulatorio e pazienti, ma non mancano le curiosità e le particolarità come il cercatore di funghi, la fioraia e il bimbo che si dondola sull'altalena. Il personaggio preferito dai più piccoli, 46 in tutto i movimenti che si possono ammirare. Abbiamo 46 movimenti, poi anche altre statuine, altre cose, tutte diverse. Ricordo che sono tutte statuine antiche. Abbiamo un ambulante che vende fiori, abbiamo l'altalena per i bambini, un fornaio che è favoloso, cercatore di funghi. Poi altri movimenti che se la gente viene a vederle vedrà che non rimane delusa. L'apertura alle visite del presepe consentirà di raccogliere offerte destinate alle esigenze della pubblica assistenza di Lavagna. Ad allestirlo il signor Emilio Del Chierico, volontario della pubblica assistenza e appassionato osservatore e ricercatore delle figure che caratterizzano la rappresentazione della Natività. Insieme a mia moglie e ai miei nipoti, costruttori ormai per il 7° anno del presepe della Croce Rossa di Lavagna. Quest'anno l'abbiamo ingrandita ancora, si parla circa dai 25 ai 30 metri di presepe. È ancora possibile visitare il presepe allestito nella sede della Croce Rossa di Lavagna su appuntamento telefonando al numero 0185 32 19 19. L'Associazione Civitas Umana ha organizzato per venerdì 25 gennaio una cena a scopo benefico. Si tratta di un'iniziativa volta a raccogliere fondi per la luce di un gesto, la campagna promossa ogni anno dal Comune di Sestri Levante per aiutare concretamente la realizzazione di diversi progetti di solidarietà sia sul nostro territorio che all'estero. La cena avrà inizio alle 19:30, occorre prenotare allo 0185 48 29 81. Domani, sabato 19 gennaio, l'Istituto Scolastico Gianelli di Rapallo sarà aperto nel pomeriggio dalle 15 alle 18 per ricevere quanti vogliano conoscere l'offerta formativa per il prossimo anno scolastico. L'istituto accoglie al suo interno la sezione primavera, la scuola materna, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Le insegnanti sono a disposizione per presentazioni e chiarimenti. Ora la rassegna stampa, poi le altre notizie. Avvenire titola una pacchia, forse, varato il decreto per il reddito di cittadinanza e la quota 100 per le pensioni. Il Premier, Di Maio e Salvini esultano, abbiamo rifatto il welfare in 20 minuti. Dopo un ultimo vertice al via ai provvedimenti simbolo di Movimento 5 Stelle e Lega per 11 miliardi nel 2019. E poi sisma, il Premier Conte promette procedure più rapide per il centro Italia, il Premier apre ai territori, Crimi, testo unico per la ricostruzione. Documento Vaticano propone linee guida per la tutela e l'integrazione, condanna tutti gli abusi, il Papa dice la tratta toglie umanità, tanti complici degli sfruttatori. Vediamo nelle pagine interne, fermare chi usa le vittime, traffico di essere umano e migrazioni, dalla Santa Sede 2 interventi ispirati al Magistero del Papa, al centro la necessità di passare dalla denuncia alla liberazione e le responsabilità della domanda. La riflessione, i movimenti umani, ricchezza per le chiese locali e le comunità. Ma andiamo sul secolo XIX che titola il governo vara il decreto su pensioni a reddito, ecco che cosa cambia. Salvini così aiutiamo 10 milioni di italiani, ma su Tave trivelle e lite. Demolizione del ponte Morandi, oggi la firma, ma le gru di Vernazza si defilano, dicono clausole troppo pesanti, così non ci stiamo.
Il CDA di Autostrade prende tempo sul nodo pagamenti. Carige, rating declassato, la banca minaccia ricorsi, il giudizio di Fitch, ma la calza tentato dal business deteriorati. Cessione anche nel Levante, diamanti venduti dagli istituti di credito, fa crack la società IDB. Via libera del Ministero a Portofino, gli alunni bloccati nel borgo dalle mareggiate potranno stare a lezione con Skype al teatrino di Portofino. Ma andiamo ai temi suscitati dal decreto del governo che introduce oltre al reddito di cittadinanza anche quota 100 per le pensioni, e Il Secolo scrive quest'oggi sulle pagine del Levante: sarà esodo per sanità ed enti locali, previsione in uscita con scenari preoccupanti per la pubblica amministrazione. I lavoratori che maturiranno i requisiti in regione saranno 14.000, 8.000 soltanto a Genova. 40% l'impatto stimato della nuova opzione sui dipendenti liguri del pubblico impiego. Andiamo ad altri argomenti, sempre nel nostro territorio. Escursionista precipita e muore in un dirupo sulle Alpi Apuane. Cordoglio a Camogli per Pier Giacomo Arcara, 78 anni, era sposato con Giovanna Alloero, famiglia nota in città, amante della montagna, caduto in un burrone, il corpo è stato ritrovato dal figlio Andrea. Ed è sparito da 3 settimane invece Gianni Bergamino, noto nel Tigullio per essere stato cantante e anche speaker di Radio Aldebaran. Riprendiamo anche noi la notizia della preoccupazione che ha suscitato in città Chiavari la scomparsa di Gianni Bergamino. Di lui non si hanno più notizie da oltre un mese. È una persona molto conosciuta a Chiavari, è stato anche speaker radiofonico di Radio Aldebaran. L'ultima volta è stato visto a Genova nella stazione di Brignole. È privo di documenti e del telefono cellulare. Chi avesse notizie è pregato di mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Per gli altri aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Una notizia di servizio: sono partiti questa mattina i primi divieti, i primi provvedimenti legati alla fiera di Sant'Antonio che si terrà a Chiavari domani e domenica. Riguardano in particolare l'area di Viale Casman, la corsia a ponente chiusa per permettere l'allestimento dei banchi e dei mezzi agricoli. E in occasione proprio della fiera di Sant'Antonio, a partire dalle 20 di questa sera fino alla mezzanotte di domenica, verrà modificato anche il servizio di autobus dell'ATP. Le variazioni al percorso saranno quelle su cui viaggiano gli autobus provenienti da Carasco, quelli che vengono da Levi, quelli che arrivano da Lavagna, Corso Buenos Aires e la linea C2 proveniente da Piazzale Rocca. Lungo i tragitti alternativi verranno posizionate, in accordo con il comando di polizia municipale, le consuete fermate provvisorie. Per consentire poi una più comoda partecipazione alla fiera, ATP ha intenzione di intensificare il servizio nelle ore di maggior afflusso di persone, sulle linee 4/5, il 12 e il 15. Inoltre, nella sola giornata di domenica saranno effettuate ulteriori corse aggiuntive in partenza alle 9:10 e alle 15:15 da Borzonasca e da Monleone, alle 7:45, 10:30, 13:40. La biglietteria di Chiavari sabato, domani, sarà aperta dalle 8 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30. È tutta della linea. Grazie, terminiamo ricordandovi che inizia a Sestri Levante un corso per chi desidera imparare i segreti della navigazione a vela e a motore. È una iniziativa dello Yacht Club. La presentazione del corso si terrà questa sera alle 21:30 e domenica mattina alle 11, sempre nella sede di Piazzale Marinai d'Italia a Sestri Levante. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che la nostra informazione continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.